E allora eccoci ritornati in studio, allora apriamo questa pagina, Ermanno, dedicata alle donne. È una settimana importante, quella che si sta chiudendo. Sì, però contro la violenza alle donne, quindi è una giornata significativa. Ripeto, non è un problema prettamente italiano, anche se si vuol far passare per questo tutto il mondo, e in certi paesi molto di più, vedi Cina, vedi India e altri paesi dove la cultura contro le donne è abbastanza diffusa. Non che non ci fosse anche da noi, perché sennò creiamo del falso razzismo. Da noi c'era, ce n'è ancora, ma quella che c'era 50 anni, 70 anni, ma soprattutto nel 500, 1500 in poi e anche prima, la violenza delle donne si manifestava, che si andava sotto il nome di caccia alle streghe, e allora era una cosa pubblica, cioè tutti partecipavano, si bruciavano le donne perché in qualche maniera non avevano adempiuto quello che volevano, soprattutto i sacerdoti, che in quel momento avevano un grosso problema, perché la riforma gregoriana 1075 era già arrivata e il divieto dei sacerdoti, che prima potevano sposarsi, cosa che pochi sanno, finalmente hanno proibito il matrimonio, e di conseguenza c'è un grosso problema, ma è un grosso problema anche oggi, certo. Se finalmente decidono che l'essere umano maschile ha le sue pulsioni normali, e allora si creerà probabilmente una diversa visione della vita e anche una diversa visione della donna. Certo, certo. Allora, presento gli ospiti per i telespettatori che sono a casa. Allora, sono con noi questa sera il dottor Oscar Miotti. Buonasera, grazie di essere qua nei nostri studi. È uno psicologo, un sessuologo che segue le coppie. Saluto anche in studio Marianna Cestaro, buonasera, segretario provinciale della CGIL di Padova, e si occupa di politiche di genere. Grazie anche a lei per essere qua con noi, e buonasera in collegamento ad Alessandra Chiantoni. Buonasera, allora è un avvocato penalista. Buonasera avvocato, grazie anche a lei per essere qua con noi. Allora, dicevo, una settimana importante perché è la settimana nella quale, come dire, si è ricordato l'importanza, si è cercato soprattutto di tornare a sensibilizzare le persone nei confronti di quello che è un dramma, come diceva prima Ermanno, un dramma globale. Io darei la parola a Marianna Cestaro innanzitutto. Grazie per l'opportunità. Come vedete indosso questa sera una mascherina rossa, ed è proprio in commemorazione delle vittime di violenza, perché questo è il colore che è stato scelto a livello internazionale. È un problema che affligge l'intera umanità, quella della violenza che si perpetra contro le donne in quanto donne, perché la questione è esattamente questa. Non è semplicemente una violenza il fatto che vengano uccise le donne, vengono uccise in quanto donne, tant'è che è stato coniato da qualche anno il termine di femminicidio. Naturalmente, al di là del femminicidio, ci sono tante altre forme di violenza, sono sicura che avremo modo di parlarne, però il 25 di novembre e poi insomma i giorni che hanno seguito anche per tutta la settimana abbiamo avuto modo di riportare sotto gli occhi e anche di fronte a tutti la questione anche qui nel nostro territorio, perché purtroppo proprio il 25 di novembre qui a Codoneghe una donna è stata vittima di femminicidio, e questa cosa deve dare con forza un messaggio a tutti. Il messaggio è che non stiamo facendo abbastanza. Certo, adesso ci vediamo, ci torniamo. Allora, dottor Miotti, è una piaga che non conosce crisi, anzi, se possibile, è anche peggiorata. Perché? Perché si assiste a una conflittualità di genere che invece vorremmo che con la cultura ci fosse una maggiore comprensione, con l'educazione degli uomini anche affettiva ci fosse un miglioramento dell'uomo e una comprensione. In realtà
c'è un allontanamento. E, ecco, ci sono varie ragioni. Lancio subito un'ipotesi, è che l'uomo sia in realtà insicuro. Questa insicurezza dell'uomo produce una aggressività nei confronti della donna, perché la donna è cresciuta, l'uomo è rimasto più o meno quello che era nei secoli scorsi. Certo. Avvocato Chiantoni, uno dei problemi è il fatto che molte donne non denunciano. Sì, questo è uno dei tanti problemi relativi a questo purtroppo fenomeno. Non denunciano perché fondamentalmente, se avremo modo nel corso della serata di parlarne, le riforme sì, stanno aiutando un po' per cercare insomma, di aiutare le donne, però in realtà queste riforme si scontrano con i ritmi e i tempi del sistema giudiziario, e quindi se io oggi subisco un atto di violenza e decido di andare a denunciare, ora che poi il marito, il compagno, il convivente effettivamente viene allontanato, anche se col codice rosso le cose si sono un po' modificate, passa del tempo, oltre al fatto che se io denuncio potrei essere, essere oggetto di altri tipi di vessazioni, quindi essere portata anche a non essere incoraggiata a denunciare. Fortunatamente col codice rosso la remissione di querela avviene soltanto a livello processuale, quindi ha già aiutato un po', perché prima cosa si faceva? La donna che subiva una violenza denunciava, poi il compagno la ricattava, diceva no, oppure diceva guarda non lo faccio più, magari c'erano dei figli in comune, cerchiamo di rimediare, perché poi si innesca tutto un meccanismo psicologico, no? Che la donna si sente inizialmente anche meritevole alla fine di queste considerazioni negative. Adesso ci arriviamo, Avvocato, adesso arriviamo anche a questi aspetti qua, però io vorrei proporre anche ai telespettatori e ai nostri ospiti in studio un filmato che abbiamo preparato proprio per ricordare questa giornata. Sì, attenzione, è un filmato senza commento, quindi è stato fatto proprio per creare un po' di pathos e non spiegare nulla. Speriamo che le parole siano sufficienti a spiegare tutto. Vediamo le immagini.
Ecco, credo che le parole non servivano. Certo, assolutamente. Le parole non servono soprattutto perché ci troviamo in una situazione che veramente sembra non conoscere via d'uscita. Marianna Cestraro. Sì, di fatto è così, nel senso che sia guardando i dati e sia appunto rendendosene conto anche giorno dopo giorno, sfogliando le pagine di cronaca di qualsiasi quotidiano, non se ne esce. I problemi sono molteplici, le soluzioni anche. Il problema è che secondo me non stiamo prendendo seriamente la questione, quasi come se fosse un dato ineluttabile. Lei prima ha detto il problema è che le donne non denunciano. No, quella non è un problema, è una conseguenza del poco che viene fatto prima. Le donne non denunciano perché non si sentono protette nella denuncia, perché non sanno nemmeno cosa fare, cioè che cosa succede loro dopo la denuncia. Viene allontanato quest'uomo? Non immediatamente. Soffrono, oltre che della violenza fisica e psicologica, anche della violenza economica. Noi sappiamo perfettamente che una donna su 2 non lavora, spesso il mancato lavoro è anche contemporaneo al fatto che cioè, la donna è madre e quindi magari una donna madre con dei figli da proteggere, senza lavoro, ma che cosa deve fare? Che cosa ci aspettiamo dalle donne? Cioè, io mi aspetto dal sistema, dalle istituzioni, che ci sia il primo passo verso l'uscita da questa situazione. La denuncia, ricordiamo che la denuncia è quando il danno è già stato subito. Io vorrei anticipare, io vorrei prevenirlo, io vorrei che ci fosse un'educazione nelle scuole, qualcosa viene fatto ma sempre molto poco, vorrei che ci fosse un'attenzione anche mediatica su come vengono raccontate le cose, vorrei che ci fosse la possibilità per le donne di avere tutti i servizi di cui hanno bisogno per creare davvero quell'autodeterminazione che serve per uscire da quei percorsi di violenza, perché una donna autodeterminata probabilmente è meno soggetta a finire in quei percorsi di violenza. Certo. Allora noi abbiamo anche preparato un breve servizio che come dire, fotografa un po' la situazione, non solo diciamo, sulla questione della violenza, ma anche su tutte le altre discriminazioni, tutte le difficoltà che incontrano le donne, in particolare anche in questo periodo di pandemia. Allora ascoltiamo il servizio. Violenza verbale, femminicidi, violenza fisica, psicologica, stalking, revenge porn. Non manca proprio nulla, è un panorama di abusi vastissimo che vede come vittima unica la donna. La violenza di genere è una vera e propria persecuzione razziale dove il carnefice è sempre lui, l'uomo, quasi sempre un familiare, il convivente, il marito, un compagno o un ex, in uno scenario che, se possibile, è anche peggiorato nel corso degli anni. Un dramma di cui non si conosce nemmeno l'entità reale perché molte donne restano in silenzio perché ancora troppe donne non trovano il coraggio di denunciare e chiedere aiuto. Secondo l'Istat solo il 12% delle violenze viene denunciato. Vergogna, sensi di colpa, difficoltà economiche, la presenza dei figli sono spesso i motivi che spingono una donna a non denunciare la violenza che subisce. In Italia una donna su 3 ha subito qualche forma di violenza nel corso della sua vita, soprattutto in ambito familiare. Circa 7 milioni le donne tra i 16 e i 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale, molestie o tentativo di omicidio o di stupro. Quest'anno sono state uccise fino ad oggi 94 donne in Italia, una ogni 3 giorni, e il lockdown per il Covid ha peggiorato la situazione perché le donne si sono trovate chiuse in casa con il loro carnefice. Le richieste d'aiuto sono aumentate del 119% fino ad arrivare a circa 128 chiamate al giorno al numero delle pari opportunità 1522, facendo registrare negli scorsi mesi 25.000 casi in più di violenza. La situazione non è diversa all'estero. In Europa paesi come Germania, Francia e Regno Unito fanno peggio, registrando tassi doppi rispetto a quelli italiani. Ma la violenza di genere è solo l'apice di uno scenario più ampio dove la donna si trova sistematicamente discriminata, con la pandemia che ha esasperato la situazione da qualsiasi lato la si voglia guardare. Nel lavoro, perché le donne sono occupate nei lavori maggiormente esposti al contagio, come nel settore sanitario, infermieristico o quello di cura.
eccetera, ma anche a livello occupazionale, dove sono state quasi 500.000 le donne che hanno perso il lavoro contro i 370.000 uomini, una condizione che le espone a un maggiore rischio povertà, con salari e pensioni più basse, così come per il lavoro a distanza, magari con i figli a casa da scuola. Il carico per le donne è andato crescendo. È un quadro che ci dice come le donne ancora oggi non siano assolutamente tutelate e come una reale parità sia ancora molto lontana. La nostra società resta maschilista, costruita e disegnata in un'ottica maschile, dove regnano indisturbati, in una logica di normalità, i pregiudizi e i preconcetti nati migliaia di anni fa. Luoghi comuni che fanno parte del nostro modo di essere, ma che continuano a condizionare il nostro comportamento. Ma quando si parla di emancipazione femminile o di parità, cosa si vuol dire? Che la donna deve essere come l'uomo, comportarsi come il maschio, fare le stesse cose? Forse il problema non sta in questo. Le donne non devono imitare l'uomo, ma bisognerebbe lasciarle invece libere di disegnare una nuova organizzazione sociale in chiave appunto femminile. Bisogna che il genere umano ritrovi il vero senso della vita e che prenda coscienza e venga riconosciuto il ruolo fondamentale che hanno le donne. Del resto, senza di loro, nessuno di noi sarebbe qui e il mondo si fermerebbe. Ecco, Miotti, allora abbiamo presentato tutto uno spaccato, perché poi di fatto il problema è veramente amplissimo, perché la società è maschilista, le normative sono state fatte da uomini principalmente, e poi non viene riconosciuta alla donna, come dire, il ruolo importantissimo che ha nella nostra società. Sì. Sì, vero è che avete fatto un bel servizio, e poi anche la conclusione, no? Se noi siamo qua è perché c'è stata una donna, no? E quindi questo ruolo magnifico che ha la donna e che noi uomini solo partecipiamo in minima parte, no? Poi c'è tutto il processo. E quindi avete anche sottolineato gli aspetti culturali. Pensate, come sessuologo, nella dinamica della sessualità c'è ancora l'idea dell'uomo predatore, ma questo aspetto filogeneticamente è l'aspetto rettiliano, no? I rettili hanno ancora questa aggressione quando si accoppiano. Noi non abbiamo più questo bisogno, però sembra che sia rimasto questo aspetto qui, per cui nell'atto sessuale c'è questa aggressione, e tant'è che anche l'uomo crede che forse alla donna piace anche questo aspetto qui di aggressione, ma di fatto poi l'evoluzione ha portato anche che ci sia l'affetto, perché l'affetto ne prende cura dei figli. Però questo l'aggressività è una parte che non è una questione biologica, è una questione sicuramente culturale, poi c'entra anche la biologia, ma in minima parte. Certo. Avvocato Chiantoni, allora ancora oggi l'uomo ha questa, come dire, perlomeno una parte, speriamo, degli uomini ha questa concezione del possesso della donna, e c'è una difficoltà, come diceva prima anche il dottor Miotti, nell'accettare forse un altro ruolo nella coppia da parte dell'uomo. Ma guardi, secondo me il problema è duplice, nel senso che adesso esistono i mass media, esistono i social network, la questione è più diffusa, ma in realtà secondo me le ragioni sono radicate alla nascita della nostra società, in cui la donna non poteva studiare inizialmente, doveva badare ai figli e quindi al focolare, ed era totalmente sottomessa, e pertanto anche secondo me episodi di violenza venivano subiti e considerati la norma. Col passare degli anni e l'evoluzione della società e della donna, la donna ha avuto sempre più consapevolezza della propria posizione, di quello che poteva fare, ha cominciato a studiare, ha cominciato a votare, insomma tanti passi avanti che hanno fatto sì che
quei comportamenti non dovevano più essere accettati, ma era un qualcosa di sbagliato. E la donna ha cominciato a dirlo, però l'uomo secondo me è rimasto ancora un po' indietro, quindi in questo senso. Però a me piace, e vi ringrazio per avermi invitato, a me piace parlare anche e soprattutto di violenza in genere, cioè nel senso c'è un'aggressività, un atteggiamento, no, nelle relazioni sociali e affettive che non lo so, forse è dovuto da questo non riconoscimento della posizione reciproca, oppure anche da un'insoddisfazione latente, da un vuoto interno. Ecco, io non sono un psicologo, però penso che ci sia un problema più profondo, oltre a un problema sicuramente radicato nel nostro gene e dell'educazione. Le mamme dei figli maschi hanno secondo me una responsabilità enorme, perché prima di parlare della società, la piccola società, la microcellula è la famiglia. Quindi i valori, il saper rispettare l'altro, la donna, la delicatezza e la diversità che caratterizza uomo e donna, che dovrebbe essere valorizzata, come voi avete detto prima. Non è che la donna, per farsi rispettare, deve assumere tutti i lati negativi e aggressivi del maschio. No, la donna è giusto che si esprima con le proprie capacità e caratteristiche, ma deve essere appunto valorizzata e rispettata per quello che è. Non c'è molto di più da dire, quindi bisognerebbe, come ha detto giustamente prima, bisogna combattere questo problema prima che entri nelle sale di giustizia, perché poi quando entra nelle aule di giustizia il miracolo non può avvenire, perché le riforme ci sono state, perché dalla riforma Orlando fino adesso al codice rosso qualche passo in avanti è stato fatto, però non si può pensare che la giustizia vada a colmare questo vuoto e dia una risposta repentina, perché quando si fa appello alla giustizia si fa appello ad un sistema, e questo sistema è fatto di tanti ingranaggi, puoi accelerarlo quanto vuoi, però ci vuole sempre un tempo tecnico, e il tempo tecnico talvolta non va a pari passo con l'esigenza dell'urgenza di chi sta subendo delle situazioni di grave difficoltà. Però spendo quest'ultima parola, da avvocato, da giurista, da tecnica del diritto, che poi tutti i giorni ci troviamo noi avvocati a dover leggere queste norme e applicarle e avere persone che soffrono di queste situazioni. Ma chi propone questi progetti di legge dovrebbe un attimino anche pensare a come li scrive, perché faccio un esempio brevissimo: è stato introdotto col codice rosso uno dei 4 nuovi reati, che è il revenge porn, no? Che giustamente non è un problema solo italiano, nasce ovviamente dall'Inghilterra, quindi revenge porn significava proprio la vendetta, no? Io diffondo delle foto, dei video di situazioni intime tra 2 persone che inizialmente erano consenzienti, e per vendetta, perché la relazione è terminata, io la diffondo. Poi in realtà è nato così in Inghilterra, ma la diffusione può anche avvenire in assenza anche di una vendetta, ma per il semplice fatto di volerlo diffondere. Ma se dobbiamo tutelare le vittime, da poco la maestra d'asilo che ha perso il lavoro perché hanno diffuso in una chat di amici comuni un rapporto intimo col proprio compagno, ma se nella norma io trovo che sono tutelate le donne che sono o sposate o sono conviventi o di relazioni affettive. Ora capite che un giudice, relazioni affettive, che cosa vuol dire? Cioè vuol dire che è una relazione che dura 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 1 anno, e i rapporti occasionali allora sono esclusi? Cioè allora se io sono una donna libera e una sera, un giorno decido di stare con un uomo, è una relazione occasionale, questo è uno sbandato e mi manda video o foto di quel momento ad altre persone, allora certo. Se dovessi fare un'interpretazione stretta della norma non troverei tutela, quindi io faccio proprio un appello al legislatore: quando si devono toccare delle situazioni così delicate, cercare di mettere nel testo dei dati oggettivi che permettano effettivamente poi di applicarli, perché sennò si crea un altro vuoto. Certo. Ma però il problema è sempre che le leggi sono soggette al giudizio del sesso maschile, e quindi è difficile che riescano a interpretare quella che è la cultura femminile. E mi permetto anche di dire una cosa che spesso non viene capita, che la cultura femminile è prettamente maschilista, perché è una cultura che dura da millenni, quindi è difficile staccarsi da questa cultura.
E se non avviene questo, difficilmente la donna prende coscienza di se stessa. C'è questo inizio della pulsione, del rifiuto del maschio, ma non come tale, ma come sistema. E la donna deve appropriarsi e imporre, come sa fare la donna che non è mai violenta, imporre una visione diversa della vita, ma soprattutto prendere consapevolezza che la donna è indispensabile più del maschio. Perché noi che abbiamo grandi culture, proprio questa cultura ci porta all'estinzione, per carità, anche questa è una scelta, ma non credo che nessuno ne vada orgoglioso. Ma io vorrei che questa trasmissione fosse non solo di analisi e di critica, perché siamo l'ennesima volta che facciamo una bella analisi e diciamo le cose come stanno. Vogliamo cambiare? Ecco, questo io vi chiederei, cioè vuol dire che la giustizia interpreta la figura femminile nella società. Per me no, è potrei dire la millesima parte. Cioè la donna, la figura femminile non è rappresentata nella società e neanche nel diritto, assolutamente, è rappresentato l'uomo. E la donna è stata, come dire, accettata, come quando hanno dato il voto alle donne, diamo il voto anche loro, poverette, perché siamo generosi, no? Ecco, non è così. Bisognerebbe incominciare a fare il contrario. Poi questa questione di mettere le leggi che siano interpretabili, ma io metterei delle leggi molto decise, cioè se un gruppo di persone si permette di assumere un atteggiamento contrario alla donna, vanno condannati immediatamente. Perché la rigidità dell'applicazione della legge è una legge molto precisa e non così, diciamo, a volo di gabbiano, allora consente effettivamente che nella testa della popolazione maschile si crei una sorta di muro, oltre il quale sa, e non è soltanto un'interpretazione o un concetto così vago di un'etica da rispettare, ma c'è un muro preciso oltre il quale sa che dopo c'è la condanna, e non sentire i giudici oppure i pubblici ministeri oppure gli avvocati che difendono i maschi che dicono ma quella lì se l'è voluta. Ecco, solo questo in tribunale dovrebbe essere oggetto di condanna perché non lo può fare. Questo va di sopra di qualsiasi giudizio, viene prima del giudizio, perché questo è già un modo di pensare al diritto in forma maschilista. E allora incomincerei dalla scuola. Abbiamo un sacco di materia a scuola, i bambini, i giovani, i più adulti lavorano come forsennati a studiare delle materie, scusate, che sono nobilissime, non c'è dubbio. Io ce l'ho sempre col greco e il latino, no? Ma alla fine quello che non imparano è il rispetto fondamentale dell'altro individuo, sia che sia maschio sia che sia femmina, o un diverso, il terzo, diciamo, personaggio. E allora bisogna che ci sia una didattica, ma non aspettiamo speriamo che ce la diano, bisogna pretenderla, ma bisogna pretenderla con durezza, perché a chiedere per favore non si è mai ottenuto nulla. Allora le rivoluzioni sono negative, ma un po' di, diciamo così, di espressione violenta aiuta anche a superare questi momenti di impasse che non servono a niente e che continuano a mantenerci in una sorta di limbo. E le donne devono unirsi
e fare massa contro questa modalità, questo modo di interpretare il rapporto tra uomo e donna. Cioè la scuola deve insegnare l'etica e deve fare delle lezioni proprio su questo, perché prima della legge quello che aiuta all'adempimento della legge è l'educazione interiore. E poi se riesco a superare questa pulsione, questa etica che ho dentro, allora arrivo anche a fare reato, ma questo è un altro fatto. C'è la legge, allora mi dice quando esci da questo, allora la società ti punisce, ma c'è prima chi risponde a se stesso. Questo è fondamentale che insegni la scuola. Ecco, io vorrei da voi quali sono i punti io ne ho accennato qualcuno, ma con rapidità, perché noi facciamo all'interno della trasmissione il memento, cioè ripetiamo i problemi che non sono stati risolti. Di conseguenza prendiamo un motivo di questa trasmissione e andremo sempre di seguito a ripetere la stessa cosa, perché poi l'opinione pubblica se ne rende conto e soprattutto i politici che hanno bisogno di portare a sé l'opinione pubblica prenderanno atto e si muoveranno in qualche senso. Certo. Allora noi avremo un break pubblicitario da rispettare, andiamo un attimo pubblicità, lasciamo il tempo ai nostri ospiti di pensare un attimo alle parole che hanno appena sentito e a rientro appunto vedremo di parlarne assieme tra poco.